Si è appena concluso un gemellaggio con Lions International, un'azione patrocinata dal Comune di Realmonte, promossa da Lions Valle dei Templi, da Lions Host e da Lions Leo Host di Agrigento. Che dire, c'erano ragazzi di tutto il mondo e per noi questo significa promuovere il territorio attraverso le nostre bellezze che a Realmonte sono prevalentemente rappresentate dalla Scala dei Turchi, monumento di unica bellezza, candidata a diventare bene UNESCO e insignita dal titolo di Geosito recentemente. Questa è un'iniziativa che bene rappresenta Realmonte e insomma per questo torno a ringraziare il presidente di Agrigento Valle dei Templi, quindi Lions, l'avvocato Gaetano Salemi, che insomma ha portato qua questi ragazzi e ha fatto conoscere al mondo, insomma, attraverso i ragazzi, appunto, la nostra Scala dei Turchi, dicevo, nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura. È un'attività di servizio che noi portiamo avanti da tanti anni, appunto quelle dei campi e scambi giovanili. Offriamo l'opportunità a tanti ragazzi che vengono dall'estero e a ragazzi nostri che li mandiamo all'estero di potersi abituare alla diversità. Non è un regalo di vacanze a 5 stelle, ma è un'opportunità di condivisione delle differenze culturali, religiose, di abitudini, e cerchiamo di gettare il seme della condivisione che possa in qualche maniera costituire poi la pianta della pace e della solidarietà. Quest'anno abbiamo avuto 23 ragazzi, sono 6 giapponesi, 5 messicani, 2 turchi, 2 cileni, 2 indiani, una austriaca e per la prima volta anche abbiamo dei ragazzi che vengono dal Cile. Un ragazzo brasiliano. Devo dire che sin dall'inizio si sono creati dei rapporti particolarmente piacevoli fra di loro e quindi stiamo vivendo questo viaggio itinerante perché la tematica del campo è la Magna Grecia e quindi stiamo toccando i punti principali della Magna Grecia e stiamo toccando le regioni della Puglia, della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Domani abbiamo l'ultima tappa e poi rientreremo a Bari per la cerimonia di chiusura. Bene, oggi ci troviamo alla Scala dei Turchi con gli amici sia del Club Agrigento Valle dei Templi che del Club Agrigento Host e dei giovani Leo Agrigento Host, e siamo felici di ospitare i giovani del campo Italia dei giovani Lions. Siamo stati oggi ad Agrigento, alla Valle dei Templi, e adesso ci troviamo, dicevo, alla Scala dei Turchi che grazie alle autorizzazioni che ci è stata rilasciata dal comune di Realmonte e dal sindaco, l'avvocato Sabrina Lattuca, siamo nelle condizioni di poter mostrare questo patrimonio nostro paesaggistico e territoriale a ben 24 ragazzi che provengono da tutte le parti del mondo. Abbiamo conosciuto giovani provenienti dall'Australia, dal Giappone, dall'India, dallo Sri Lanka, e ed è bellissimo poter avere la possibilità di uno scambio culturale così importante e far conoscere a tanti giovani del mondo quelle che sono le nostre straordinarie ricchezze paesaggistiche.